3 ore surreali quelle vissute nella serata di mercoledì a Palazzo San Macuto durante l'audizione dell'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza Gianni Zonin nella commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. 3 ore trascorse con Zonin che inanellava una serie di incredibili "non so, non ricordo, non rammento, non è che posso ricordarmi tutto". Un sacco di non, di fatto per dribblare le domande dei commissari sui fatti che hanno portato al crack dell'Istituto di Credito Veneto, presieduto per 19 anni proprio da Zonin. L'ex presidente ha negato di essere a conoscenza delle operazioni baciate. Per quanto riguarda la conoscenza da parte del Consiglio di amministrazione e del sottoscritto, io l'ho saputo il 7 maggio 2015. Ero a Milano a colloquio col capo degli ispettori a BCE, che ho chiamato il direttore e ho detto: ma cos'è questa faccenda delle baciate? Comunque io sono venuto a conoscenza il 7 maggio. Prima di entrare Zonin si era dichiarato sereno e aveva detto di aver perso parecchi soldi pure lui. Delusi i parlamentari che fanno parte della commissione, delusi, delusissimi, e li possiamo capire, le migliaia di risparmiatori truffati dal crollo delle ex Popolari Venete. E anche i non ricordo, anche non so, parlano, per cui non è finita qui poi, perché stiamo valutando se audire l'amministratore delegato. È ricca di omissioni e quindi assolutamente insoddisfacente e purtroppo i risparmiatori e i cittadini italiani restano senza risposte per troppi versi.